Noi abbiamo lavorato da 6 mesi assieme a una quindicina di associazioni popolari che si ispirano al principio di sussidiarietà su una scuola, 3 incontri su sussidiarietà e famiglia, sussidiarietà e crescita, sussidiarietà e istituzioni. Ne è emerso un magnifico libretto che offriamo al dibattito e 15 idee per il Veneto senza ulteriore spesa. Purtroppo temiamo di essere gli unici, ma speriamo di aiutare che questa situazione si superi presto, a parlare di contenuti e aver lavorato sui contenuti. Tutti parlano di programmi, io non ho capito quali siano. Noi proponiamo alcuni punti a difesa della vita, della famiglia, della possibilità di dare più export, più turismo, più investimenti al Veneto e anche qualche idea nuova davvero, come quello di ottenere un Veneto a statuto speciale azionando un meccanismo già previsto per arrivare a un referendum. Chiediamo attraverso i nostri consigli comunali la fusione del Triveneto, otterremo la specialità tutti avremo da gestire più fisco e più risorse, abbassando i privilegi di qualcuno e a costo zero per lo Stato. È una cose concrete, vorremmo parlare di questo. Flavio Tosi ha posto dei problemi politici importanti, l'alternativa in Veneto non può essere fra una deriva socialista e una deriva di destra. Flavio Tosi ha anche partecipato al terzo nostro seminario, non sappiamo che cosa abbia deciso di fare, ci ha già chiesto però un confronto nel merito di queste proposte. Noi pensiamo di proteggere la vita, di equiparare i nascituri ai nati, non siamo certo a favore di pratiche che siano contro la vita, di cui purtroppo ogni tanto il Partito Democratico si fa promotore. Siamo assolutamente a favore della difesa della famiglia fondata sul matrimonio, proponendo ad esempio una fiscalità regionale premiale. Siamo assolutamente a favore della libertà di educazione, proponendo di dedurre dall'IRPEF regionale le rette per le paritarie, di parificare i servizi per le rette. Sono allo stato attuale punti di programma che marcano una certa distanza dal Partito Democratico. Noi Luca Zaia abbiamo scritto ancora a gennaio, quando queste bozze erano in lavorazione per presentargliele, abbiamo scritto e anche riscritto. Per la verità allo stato attuale non abbiamo avuto questa possibilità.